Linea dura di ATP contro l'evasione del biglietto, serata di controlli a tappeto della Polizia Amministrativa che ha visionato 140 persone. Mercoledì a Moconesi intanto altro confronto con la popolazione. Mare, diffusi i dati di Goletta Verde, fortemente inquinata la foce dell'Entella tra Chiavari e Lavagna. Legambiente presenterà un nuovo esposto dopo quello rimasto inascoltato dello scorso anno. Taglio del nastro a Gattorna per la nuova sede distaccata del Radio Club Levante al secondo piano dell'ex scuola elementare. In attività per i comuni dell'Alta Val Fontanabuona una trentina di volontari. Iniziata la novena dell'alba al santuario di Montallegro a Rapallo. Ogni mattina la messa animata da gruppi di giovani del territorio diocesano, diretta a TV a partire dalle 5 su Telepace. Una chiesa tra le case, la storia della chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari ripercorsa da Paolo Gennaro, presentato il libro e lo studio sui tesori artistici compiuto dagli studenti del liceo Luzzati. Attivo sino al 2 settembre il servizio di guardia medica pediatrica offerto dalla Croce Verde di Chiavari sarà offerto gratuitamente a tutti i turisti e residenti dei comuni aderenti al progetto. Buonasera, bentornati a Tiguglio. Oggi il trasporto pubblico locale in apertura. È entrato in vigore da questa settimana il nuovo orario estivo di ATP che è coinciso con l'introduzione di una serie di altri servizi come il bus navetta gratuito in funzione ad Anello nel centro di Chiavari. Tra le novità anche una più capillare attività di controllo e verifica dei titoli di viaggio. Ieri sera c'è stata una prima uscita, facciamo il punto nel servizio. 140 persone controllate, 18 verbali elevati, di cui 5 incassati a bordo. Sono i numeri della prima serata di controlli a tappeto messi in campo da ATP sulle linee 4, 5 e 98 tra Casazza Ligure, Seste Levante e Chiavari a partire dalle 20:30 e fino alla mezzanotte. Una campagna estiva anti-evasione annunciata e messa in atto con una squadra composta da una mezza dozzina di agenti verificatori su mezzi in circolazione, in particolare la sera e la notte, quando la percentuale di passeggeri che viaggiano senza permesso di viaggio risulta più alta rispetto al resto della giornata. Così è stato. I controlli continueranno per tutta l'estate, sempre in collaborazione con la Polizia di Stato e con le diverse polizie municipali, ieri sera quelle dei comuni interessati, per un'attività che ha anche lo scopo di prevenzione e sicurezza. Se l'attività di verifica interesserà in particolare le linee costiere, non cala l'attenzione sulla qualità del servizio offerto anche nell'entroterra, in questi mesi in difficoltà per una serie di guasti che hanno interessato i mezzi, specialmente in Val Fontanabuona. E proprio qui, per ascoltare le esigenze di questo bacino di utenza, è stato organizzato un nuovo incontro con la popolazione che si svolgerà come il primo a Moconesi nel Palazzo Comunale mercoledì prossimo. Non sarà altro che una riunione pubblica dove ci sarà un confronto tra vertici di ATP che mi hanno già assicurato la loro presenza e gli utenti, in cui si discuterà degli eventuali, ma io posso già dire reali miglioramenti che ci sono stati rispetto alle promesse della riunione precedente. Quindi andremo a verificare che cosa si è fatto e che altro si potrà fare in futuro. Che cosa chiede in particolare il servizio in vallata? Un potenziamento, che non si rompano le corriere, quella è la cosa principale, quindi sicurezza, ma ripeto, ATP, e ce lo dirà direttamente ATP, pare abbia già fornito risposte concrete. Se le richieste erano ABC e ABC sarà stata soddisfatta, chiederemo anche E ed F. Dove si svolgerà? Chi è chiamato comunque a partecipare? Mercoledì prossimo, ore 20:30, sala consigliare del comune di Moconesi. Ovviamente vertici di ATP da una parte, amministratori che vorranno partecipare dall'altra, però soprattutto nella platea il pubblico e il comitato che si è costituito degli utenti Fontanabuona. Rimarrà ormeggiata al porto di Chiavari ancora domani l'imbarcazione Goletta Verde che rappresenta la storica campagna di Legambiente a tutela del mare e delle coste italiane. Chiavari infatti è stata la prima delle 22 tappe previste dal Tour 2018. Intanto sono stati diffusi i dati dei prelievi eseguiti in Liguria tra l'8 e il 10 giugno scorsi. Su 23 punti controllati, 14 sono risultati con cariche batteriche elevate. Il monitoraggio è avvenuto alla foce di fiumi e torrenti spesso frequentati dai bagnanti. 3 i punti sorvegliati speciali con criticità storica sono la foce dell'Argentina ad Arma di Taggia, il fiume di Pietraligure, la foce del torrente Entella tra Chiavari e Lavagna. Per quest'ultimo Legambiente presenterà di nuovo un esposto alle autorità competenti, non avendo ricevuto risposta dopo quello dello scorso anno. Inoltre sono risultati fortemente inquinate in provincia di Genova anche le foci dei torrenti Nervi e Recco. Nei limiti, infine, la situazione del mare di fronte al rio San Siro a Santa Margherita Ligure e quella del rio Poggio a Bogliasco.
Andiamo a Gattorna, nel comune di Moconesi, ancora per l'inaugurazione della nuova sede distaccata del Radio Club Levante. È stata allestita in via dei Caduti 4 e servirà alla prevenzione, all'assistenza e al soccorso di una decina di comuni situati nell'Alta Val Fontana Buona. Questa mattina il taglio del nastro e la benedizione dei locali. Sono una trentina i volontari ad oggi che assicurano il loro servizio, specialmente durante le situazioni di allerta. Vediamo. Un presidio così attrezzato, formato di persone motivate ed entusiaste, che è cresciuto proprio in questi pochi mesi, perché la sede ci è stata accordata al sindaco Trossarello a gennaio, è stata allestita, è stata trasformata, è stata resa funzionale per la protezione civile, dotata di segreteria, dotata di centro radio e di anche una stanza per eventuale relax dei nostri volontari. Quindi sarà un presidio che sarà attivo sempre negli stati di allerta meteo arancio e rosso e collaborerà con i comuni associati col comune di Moconesi, perché hanno la funzione protezione civile associata, quindi una maxi convenzione che riguarderà 7 comuni per un totale di circa 20.000 abitanti della zona. Quanti volontari già stanno ruotando intorno a questo presidio? Questo presidio è nato, diciamo, con circa 8 volontari che erano disponibili a residenti in zona. Questi ragazzi hanno fatto una campagna, abbiamo fatto un tam-tam qui su Tribogna, Neirone, Favale, eccetera. Oggi come oggi contiamo su 25 unità. 25 unità motivate, preparate, appunto, è la cosa molto importante, perché in protezione civile non improvvisiamo mai, non si deve improvvisare. Moconesi sarà il comune capofila di una convenzione che vede diversi comuni coinvolti. Sì, Moconesi è capofila di questa convenzione che racchiude Lomarzo, Tribogna, Favale di Malvaro e Neirone. Per chi volesse affrontare questo percorso, che è anche di crescita personale, diventare volontario di protezione civile, come può fare? Sicuramente può contattare, può andare sul nostro sito, sulle nostre pagine Facebook, sia del gruppo proprio qua di Moconesi o comunque dell'associazione stessa, venire qui in sede, sì, poi lì sarà spiegato poi tutta l'attività che faremo qua sul territorio di Moconesi. Andiamo sul sito della Radio Vaticana, si parla tanto di Africa ancora oggi con il botta e risposta tra il ministro dell'interno Matteo Salvini e il presidente francese Macron. Il Papa ha incontrato una delegazione di un'organizzazione che riunisce varie espressioni africane della fede cristiana, l'African Instituted Churches, e ha detto è improrogabile l'impegno ecumenico per la pace in Africa. Ha esortato all'impegno dunque per offrire stabilità, istruzione e opportunità di lavoro e ha sottolineato come dopo tanti anni di lavoro purtroppo ancora molti paesi sono lontani dalla pace. Veniamo adesso in diocesi, il nostro territorio si prepara a celebrare le festività mariane. Da lunedì in cattedrale a Chiavari inizierà il cammino con la recita delle lodi e la messa delle 6 presieduta dal prevosto Don Gian Lorenzo Borzini. Ogni giorno le sante messe alle 9:30, alle 10:30 e alle 18, quest'ultima presieduta da un canonico della cattedrale. Ogni sera alle ore 21 sarà celebrata la liturgia mariana animata da diverse comunità. A Montallegro invece la novena dell'alba è iniziata questa mattina. Ogni giorno sarà animata da un gruppo di giovani provenienti da diverse parti del territorio diocesano e avrà ognuna un tema. A inaugurare questo percorso i giovani della Val Fontana Buona, accompagnati da Don Marco Gattorna, che ha proposto una riflessione sulla giovane Maria. Sentiamo. La novena dell'alba al santuario di Montallegro è un momento sempre molto atteso e partecipato dai rappallesi in prima persona, ma anche dai fedeli di tutta la diocesi che si radunano in preghiera al cospetto di Maria. Quest'anno il cammino in preparazione alla festa patronale si colloca nel percorso di avvicinamento al Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani. Per questo ogni celebrazione sarà animata da un gruppo proveniente da diverse zone del territorio diocesano. Il primo giorno di novena è stato animato dai giovani della Val Fontana Buona guidati da Don Marco Gattorna. Il sacerdote nell'omelia ha colto 3 aspetti del Vangelo proposto dalla liturgia. Il primo, l'invito che ci rivolge Gesù, che è quello a non preoccuparci troppo di alcuni bisogni, vestirci, nutrirci, curare il corpo. I bisogni primari sono da soddisfare, ma senza trascurare la presenza amica di Gesù. Il rischio è che la vita quotidiana si trasformi in un bagaglio di ansie se non si va a fondo nel rapporto con Dio. Il secondo appuntamento al quale il Vangelo ci richiama è a non servire 2 realtà. Il quesito dinanzi al quale ciascuno è chiamato a rispondere è: ma io per chi voglio dare la mia vita?
Quando riusciamo a rispondere a questa domanda, spiegato da Don Marco, si apre uno spazio di pienezza che sazia il nostro cuore. Infine la frase conclusiva del Vangelo: a ciascun giorno basta la sua pena, tradotto nella formula: ogni giorno porta con sé una sorpresa. La sorpresa, ha concluso il sacerdote, oggi la troviamo in Maria, una giovane donna semplice ma rivoluzionaria, una donna che ha messo al centro questi 3 appuntamenti con Dio. Domani mattina il Vescovo sarà nella parrocchia di San Paolo in Pila, a Sestri Levante, in prossimità della festa del Santo Titolare della Chiesa presiederà la messa delle ore 11. Nel pomeriggio invece Monsignor Tanasini accompagnerà Don Paolo Nicora nelle comunità dell'Alta Val Graveglia, di cui il sacerdote novello diventerà amministratore parrocchiale. Alle 16 Don Nicora sarà accolto nella chiesa di San Pietro di Zerli, assumendo di fatto la guida pastorale anche delle comunità di San Lorenzo di Arzeno, Santa Maria e San Michele di Nascio, Sant'Apollinare di Reppia e San Bartolomeo di Statale. Don Paolo Nicora, che vedete nelle immagini, 44enne, originario di San Salvatore di Cogorno, è stato ordinato sacerdote il 20 maggio scorso. Manterrà l'incarico di aiuto pastorale nelle comunità della zona di San Salvatore, dove ha prestato servizio come diacono. Nel cammino in preparazione alla festa del Santo Titolare, la comunità di San Giovanni Battista a Chiavari ha riscoperto un pezzetto della propria storia. Ieri è stato presentato il libro Una chiesa tra le case di Paolo Gennaro. È stata anche l'occasione per illustrare la ricerca storica compiuta dagli studenti del liceo Luzzati nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Sentiamo. Una chiesa fra le case, San Giovanni. Sì, perché è nata proprio all'interno del centro storico come primo luogo di esperienza di fede. Ha avuto tappe interessantissime, dalla prima cappella dell'inizio del secondo millennio e finalmente poi ha raggiunto la edizione attuale, che è stata la ricostruzione del Seicento e guidata certamente da pastori. Non dimentichiamo che il parroco per eccellenza, per così dire, Sant'Antonio Maria Gianelli e il crocifisso nero. La collocazione della chiesa sta dentro una lettura urbanistica estremamente efficace che ci porta a leggere la piazza antistante la chiesa come il primo luogo di incontro dei chiavaresi e dei primi passi della vita amministrativa e politica che si sviluppò in questa piazza sino alla costruzione della cittadella. Qual è stato il vostro impegno? Il lavoro si è suddiviso in una parte in cui si è cercata una rappresentazione grafica di questi altari, successivamente invece è avvenuta, grazie anche alla collaborazione del professor Osvaldo Garbarino, una documentazione all'interno degli ambienti della diocesi, precisamente nel seminario vescovile, il quale ha permesso ad alcuni ragazzi di questa classe di fare dei pannelli illustrativi che saranno presenti, penso, dalla fine di quest'anno e che saranno apprezzabili dal punto di vista turistico per tutti coloro che desiderano recarsi in San Giovanni. Paolo, cos'è stato per te scrivere questo libro? È stata una cosa piacevole. Sono esperto nel senso che ho sempre letto in vita mia, libri, riviste, giornali, tutte. Alla fine mi sono indirizzato su questo settore perché il settore era ignorato da tante persone. È stata un'occasione molto preziosa. Da una parte la festività di San Giovanni Battista, la conclusione di questa ricerca storica di Paolo Gennaro, ma la cosa più bella proprio l'intervento dei ragazzi che nell'alternanza scuola-lavoro hanno lavorato proprio all'interno della Chiesa, quindi un po' come unire più generazioni e più futuro, perciò di fronte anche a uno studio che sembrerebbe semplicemente storico, ma invece è creativamente capace di costruire novità. Domani in San Giovanni Battista a Chiavari le messe saranno alle 8, alle 10:30 e alle 12, alle 18:30 la celebrazione presieduta da Don Federico Picchetto, al termine la cena di fraternità sul piazzale della chiesa. Le offerte raccolte quest'anno saranno destinate al centro sociale. Prosegue l'itinerario sul territorio della diocesi di Telepace per la trasmissione della messa domenicale. Domani le nostre telecamere saranno nella chiesa di San Rufino a Levi per la celebrazione delle 10:30. Un modo, come sapete, per consentire alle tante persone malate o impossibilitate a prendere parte in prima persona di seguire da casa la messa. Al tempo stesso anche per entrare in contatto con le comunità locali, facendo conoscere l'operato di Telepace e le modalità di sostegno. Fuori dalla chiesa saranno presenti i nostri volontari a disposizione
dei fedeli. La comunità di San Rufino festeggia proprio domani la solennità della Natività di San Giovanni Battista, festa patronale per tutto il paese. Dunque, vedete gli orari, la messa delle 10:30, presieduta dal parroco Don Franco Brioni, sarà in diretta su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace HD al canale 515 e poi in differita su Telepace 4, canale 218 alle 12:30. Le feste a Levi proseguiranno poi nel pomeriggio, alle 18:30 il canto dei Vespri e la processione, al rientro l'omelia di Don Gianluca Trovato e al termine la benedizione eucaristica. Al termine ci sarà l'opportunità di condividere la cena sul piazzale della chiesa. In questo fine settimana c'è festa anche nel rione Scogli a Chiavari in onore di San Pietro. In piazza Gagliardo già da ieri sono allestiti gli stand dove si svolgono iniziative culturali e di intrattenimento. Domattina alle 9:45 il parroco di Bacezza, Don Giacomo Canepa, presiederà la messa sulla piazzetta dei pescatori. Seguirà una cerimonia commemorativa con la benedizione della corona d'alloro che sarà poi lanciata in mare e a cura della compagnia remiera Lavagnese. È previsto l'intervento del picchetto d'onore della Guardia Costiera, il saluto del presidente dell'Associazione Proscogli e del sindaco di Chiavari. Al termine saranno eseguiti alcuni brani musicali della Società Filarmonica di Chiavari. E nel cammino di preparazione alla festa di San Pietro, la comunità di San Pier di Canne, sempre a Chiavari, celebrerà domani la festa delle famiglie. Durante la messa delle 11, gli sposi di ogni età rinnoveranno le loro promesse di matrimonio. Seguirà un momento di condivisione sul piazzale della chiesa. Cambiamo argomento, anche quest'anno la Croce Verde chiavarese offre il servizio di guardia medica pediatrica. Da oggi e sino al 2 di settembre sarà possibile rivolgersi all'ambulatorio di Largo Casini dalle 9 alle 19 in caso di necessità. Il servizio è gratuito per i turisti e per gli abitanti dei comuni convenzionati. Sentiamo. 354 gli interventi messi a punto dalla Croce Verde chiavarese nel 2017 nell'ambito del progetto di guardia medica pediatrica estiva. Il servizio torna anche quest'anno ed è attivo da oggi, sabato 23 giugno, fino al 2 settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 19. I comuni che hanno aderito al progetto sono Chiavari, Casarza Ligure, Cogorno, Leivi, Ne, San Colombano Certenoli e Sestri Levante. Mirko Bettoli, presidente della Croce Verde chiavarese, spiega quali sono i servizi offerti. I servizi offerti sono appunto quelli di ambulatorio medico pediatrico per tutti i residenti e turisti del comprensorio del Tigullio. Per i residenti e ospiti dei comuni aderenti il servizio è completamente gratuito, per i residenti invece dei comuni non aderenti al progetto viene richiesto un contributo, un pagamento per la visita medica pediatrica. Vi occuperete di tutti i tipi di interventi o soltanto alcuni in particolare? Ma in generale di tutti gli interventi possibili, cioè che siano praticabili a livello ambulatoriale, quindi di guardia medica pediatrica, certo. Quindi anziché andare al pronto soccorso si può venire appunto alla Croce Verde? La finalità del servizio è appunto quella di sgravare il pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna da interventi che possono essere gestiti tranquillamente a livello ambulatoriale. Questo tipo di servizio va avanti dal 2005, come è andata gli anni scorsi? È un servizio che è andato in crescendo, l'anno scorso, come 2017, sono stati svolti oltre 350 visite. Cronaca, una signora sugli 80 anni circa ha avuto una reazione allergica mentre mangiava in un ristorante della Val d'Aveto, a spiegarlo gli operatori del pronto soccorso di Lavagna. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sul posto il 118 e l'elicottero per il trasporto dell'anziana al San Martino di Genova. Per fortuna, rassicurano dalla centrale lavagnese, nessun problema grave. E un italiano di 57 anni pregiudicato è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Sestri Levante con l'accusa di truffa. L'uomo si è fatto fare un bonifico di 300 euro come caparra per l'acquisto di un mezzo agricolo da lui messo in vendita su internet, ma non ha mai consegnato l'oggetto al compratore, che dunque ha sporto denuncia. Cambiamo argomento: accogliere, proteggere, promuovere ed integrare. Sono questi i 4 verbi indicati dal Papa per affrontare l'emergenza dei migranti e dei rifugiati. Lo scorso 20 giugno è stata celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa da 10 anni a questa parte dall'ONU. Nelle Tigullio sono diverse le iniziative in programma nei prossimi giorni, le vediamo. La proiezione di un film documentario della giornalista e regista Marta Santamato Cosentino al centro Casette Rosse del quartiere della Lavagnina e un torneo di calcio a 5, la Levante Refugees Cup sul campetto della parrocchia di Santo Stefano del Ponte, sempre a Sestri Levante. Così il Tigullio intende festeggiare la Giornata Mondiale del Rifugiato, celebrata lo scorso 20 giugno, per un appuntamento annuale voluto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che da oltre 10 anni ha come obiettivo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla condizione, spesso sconosciuta ai più, di questi
questa particolare categoria di migranti. 2 dunque gli appuntamenti organizzati sotto la supervisione del Villaggio del Ragazzo. Abbiamo pensato in grande e abbiamo organizzato una serie di iniziative proprio a Casette Rosse. Siamo davvero tantissime organizzazioni, grazie al Comune di Sestri Levante, al Consorzio Agorà, alla Cooperativa Sentiero d'Arianna e al Villaggio del Ragazzo e alle tante organizzazioni del territorio che ci hanno dato una mano per davvero questa manifestazione. Tenendosi per mano è una serata divisa in vari appuntamenti, vari momenti, cominciando da una accoglienza e saluti delle autorità per poi passare alla proiezione del documentario Portami via sui corridoi umanitari per i profughi siriani dal Libano, alla presenza della regista Marta Santamato Cosentino, con la quale dopo la proiezione sarà possibile dialogare proprio sulla sua esperienza in Libano e di regia. L'appuntamento cinematografico di lunedì sarà preceduto domenica pomeriggio a partire dalle 16 da uno di natura più ludico-sportiva, ovvero il torneo amatoriale over 18 di calcetto a 5, la Levante Refugees Cup. È un torneo amatoriale a 5 di calcio che si terrà presso il campo della parrocchia di Santo Stefano del Ponte, sempre a Sestri Levante. Quindi davvero non perdiamoci e non perdete l'occasione di non festeggiare, però passare insieme a noi una giornata che ha un senso per la comunità intera. Ancora un appuntamento per domani, che torna a Favale di Malvaro la giornata dell'emigrante, giunta quest'anno la 58esima edizione voluta dal Comune in collaborazione con Regione Liguria e l'Associazione Liguri nel Mondo. Il programma è quello consolidato, sentiamo. 58esima edizione della festa del migrante a Favale, si conferma la volontà di mantenere viva la tradizione e le radici del territorio. Sì, questa è una festa che dà lustro a Favale a livello mondiale, perché viene come sempre gente dalle Americhe e chi non può venire quel giorno siamo sicuri che pensa a Favale anche se è lontano. Quest'anno chi è atteso? Ci sono senz'altro dal Nord America, dalla California, e poi, come spesso succede, non lo sappiamo, perché è gente che programma le vacanze in Italia magari ogni 2 o 3 anni e le fa combaciare con la festa dell'emigrante e domani arriverà a Favale. Non ci sono grossi gruppi preannunciati, per quello che quelli che vengono a gruppi di 2 o 3 non si preannunciano neanche, arrivano e basta. Il programma è consolidato? Sì, il programma è sempre il solito, inizio con la Santa Messa, non ci sarà Monsignor Panizza perché l'ho sentito nei giorni scorsi, è stato operato e non è ancora tanto in forma e verrà ad agosto, però ha detto che ad agosto verrà a trovarci a Favale. Poi dopo la Santa Messa, come sempre, ci sarà vari interventi delle persone che vengono appunto dal Sud America e dalle autorità presenti, la consegna del premio Radici e infine il pranzo conviviale tutti insieme. Nel primo pomeriggio verrà presentato un libro su Giannini, perciò un ennesimo libro sulla storia di Giannini, emigrante famoso che è stato, come si sa, concepito a Favale anche se è nato già a San Francisco. E domani si disputerà la seconda gara del Palio Marinaro del Tigullio, lo specchio acqueo che ospiterà le imbarcazioni e gli equipaggi, questa volta sarà quello di Rapallo. Accanto alle squadre di casa gareggeranno anche i vogatori dell'equipaggio junior della SD Canottieri Porto Ceresio, direttamente dalla provincia di Varese. Dalle 15 alle 19 circa dunque un nuovo pomeriggio di sport e tradizione. In acqua i gozzi in vetroresina nelle diverse categorie, junior, master e femminile, e poi gli elegantissimi gozzi in legno da 22 palmi. La gara sarà ripresa da Telepace, verrà trasmessa giovedì sera alle 20:50 su Telepace 2, che è il canale 85. Ora sfogliamo insieme l'agenda degli appuntamenti per vedere tutti gli eventi in programma per la giornata di domani. Lo facciamo con Giacomo Rizzi. Appuntamenti in agenda per domenica 24 giugno. Al via la 10ª edizione del Memorial Luca Melis, cicloturistica e cicloscalata da Rapallo al santuario di Nostra Signora di Montallegro. Il ritrovo è alle 8 nella sede della pubblica assistenza Rapallo. Continua l'evento 8º Appassionauti in Festa 2018.
nell'area sportiva di San Bartolomeo a Levi a partire dalle 8. L'Osservatorio Raffaelli organizza un'escursione panoramica da Ramaceto a Cicagna. Il ritrovo è alle 9, nel piazzale del parcheggio in località Ventarola nel comune di Rezzoaglio. Torna la raviolata a favore di Anfas Villa Gimelli, dalle 12 a San Lorenzo della Costa a Santa Margherita Ligure. Alle 16 si terrà a Sestri Levante il torneo amatoriale di calcio a 5 Levante Refugees Cup, organizzato dalla parrocchia di Santo Stefano del Ponte insieme all'associazione Il Tè delle Donne del Mondo. Alle 17 nella Sala Riccio in piazza Matteotti a Sestri Levante l'inaugurazione dell'esposizione delle opere in concorso per il premio Due Facce. L'orario di apertura fino a domenica 8 luglio è dalle 18 alle 21. Saggio di fine anno sportivo della società Ginnastica Rapallo alla Casa della Gioventù alle ore 18. A Rapallo, festa di San Giovanni Battista a Santa Maria del Campo nei locali parrocchiali. Alle 19 apertura degli stand gastronomici e alle 21 serata danzante con l'orchestra Stefano Frigerio. E infine concerto di inizio estate per il piccolo coro di San Girolamo Emiliani. Festa in musica a partire dalle 21 nella sala blu dell'Istituto Emiliani di Rapallo. Termina qui il telegiornale, ricordo domani mattina la messa in diretta di Telepace alle 10:30 dalla chiesa di San Rufino a Levi. L'informazione locale torna lunedì mattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace. Grazie per averci seguiti, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.